Va ora in onda Spazio Più. Ciao a tutti amici su Radio Libertà, il meglio degli anni 80, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, sono qua su Radio Libertà, cari amici, 0292947222, ripeto 0292947222 per gli amici che vogliono intervenire in diretta. Ecco ragazzi, magari, ma siamo qua, Milano 13 maggio 2025, non siamo a Milano 13 maggio 1985, purtroppo per fortuna abbiamo sentito davvero Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, gli anni 80 fatti musica, insomma, è sempre bello, fanno molto fichi gli anni 80 ultimamente, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda. Chi vi parla, voto spracazzate preferito Federico. 0292947222, se fossimo negli anni 80 potreste soltanto chiamare, invece siamo nel 2025, 40 anni sono passati dal 1985 al 2025, quindi il WhatsApp al 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Allora ragazzi, sapete che questa è la trasmissione che parla soprattutto del lavoro, il lavoro che cambia, il lavoro che non c'è, il lavoro che è sempre pagato peggio, e non possiamo però non ricordare chi il lavoro lo sta perdendo oppure rischia di finire in cassa integrazione per qualche anno. Sono gli operai dell'Ilva di Taranto che a causa di un sequestro della procura di Taranto, insomma, si è spento il forno 1 e insomma, quando si spegne in un'acciaieria un forno non è che lo riaccendi, come direbbe Bersani, non è che se c'hai la spina nel fianco ci metti a caricare il cellulare. Ecco, cari compagni, se quello vuoi riaccendere il forno di un'acciaieria, non è che siamo qua a pettinare le moffette, ci vogliono anni. E quindi in questi anni no, ma in questi mesi, 6-7 mesi per riaccendere il forno, buona parte degli operai dell'Ilva si ritroveranno con uno stipendio decurtato, quindi in cassa integrazione. Non si sa se insomma, il governo dei fasci aveva trovato un acquirente che erano proprio gli azeri di Buckle Steel, sembravano delle brave persone e insomma questi qua giustamente dovrebbero dire ma noi un'acciaieria dimezzata non ce la compriamo, quindi va a mettere a rischio la sopravvivenza di un gruppo che è fondamentale per la ricchezza nazionale del nostro paese. Voglio ricordare che la più grande acciaieria d'Italia è una delle più grandi acciaierie d'Europa e l'Ilva da sola vale l'1% della ricchezza nazionale prodotta ogni anno in Italia. È davvero importante in un paese che era la quinta potenza industriale negli anni 80 con la liretta, ecco la liretta, c'era il professore diceva con l'euro lavoreremo un giorno di meno, però saremo pagati un giorno di più.
abbiamo visto, hanno distrutto il sistema industriale, hanno chiuso qualsiasi cosa. Hanno cominciato dal meridione finendo fino al ricco nord, basta andare nella provincia italiana per fare chilometri e chilometri di capannoni chiusi. Chi vive nel nord-est ne sa qualcosa, ma anche qua nella provincia lombarda non si scherza. Quindi l'Italia della liretta, insomma, che stava così bene, che era il primo paese d'Europa ovunque per tutto, scusate, per qualsiasi cosa, qualsiasi produzione eravamo i primi, nessuno lo faceva bene come gli italiani. Italians do it better, così si diceva. Ecco, nemmeno questo ormai. Era un paese meraviglioso, con tanti problemi, ma meraviglioso. E tutto questo, tutta questa austerità, tutta questa perdita di capacità, di posti di lavoro, fa male, sapete a cosa? Ai sogni. Perché a forza di fare austerità con le cose materiali, siamo arrivati a fare austerità col cervello. Non abbiamo più la proiezione, la voglia di fare, di costruire, la voglia di immaginare. Tutto questo, né in Italia né tantomeno in tutto il resto d'Europa, si fa più. Ed è la perdita più grande. È come rinunciare a essere noi stessi. È per questo che noi, come Spazio Più, vi racconteremo puntata dopo puntata, non giorno dopo giorno, quello che sta accadendo, i disastri che vengono provocati da una moneta che non va bene per noi, perché se uno porta il 40 non può andare in giro col 52 di piede perché il vicino di casa sopra porta il 52. Il 52 di piede va bene al Pagliaccio Baraldi e alla Germania. Noi abbiamo il 40 e con il 52 non corri. Chissà se Barisoni su Radio 24 questo un giorno e poi lo capirà. È tanto vero che la Turchia con la liretta viene in Italia e si compra le aziende. Chissà come. Cresce a livelli mai visti. Andate in Turchia, andate a vedere com'era 30 anni fa la Turchia, come è ora la Turchia. Eppure hanno la liretta, hanno l'inflazione, però stanno molto meglio di come stavano prima. Andate a vedere come stava l'Italia 20 anni fa e come sta ora, stiamo peggio di 20 anni fa. Non lo dico io, lo dicono tutte le statistiche europee. Siamo più poveri, molto più poveri. Il nostro potere d'acquisto è decisamente crollato, e quello che fa specie che non stiamo solo noi male, anche i nostri vicini, anche gli amici francesi stanno molto peggio di come stavano, e persino i fantomatici tedeschi, che son tanto bravi a far di tutto e di più, anche loro hanno iniziato a stare male. Quindi ehm, il malessere lo esprimono con anche un voto a partiti che al potere non piacciono, ma anche qua si sta per mettere una pezza, perché non sia mai che la democrazia o il popolo, insomma, decida qualcosa, che l'Europa deve intervenire, e interverrà, insomma, hanno già detto come cioè quello che intendono fare. Ehm, Avete visto quello che è accaduto in Romania, dove il candidato è stato arrestato e poi è stato impedito di candidarsi alla presidenza delle elezioni, alla presidenza della Repubblica Romania. Ricordo che la Romania è una repubblica semipresidenziale come la Francia. In Francia avete visto Marine Le Pen, fino a prova contraria non si può candidare perché non piace. In Moldavia è stata arrestata la candidata che è contro la guerra e contro la NATO, dava fastidio, l'hanno fermata. In Polonia le procure indagano contro il candidato alla presidenza della Repubblica che vuole fermare il flusso di armi ed è contrario all'euro. Posso fare una lista lunghissima. In Germania FD è stata dichiarata estremista. In Italia c'è un partito che si chiama Lega che è sempre sotto assedio. E insomma le brutte notizie aumentano in continuazione. Voglio anche ricordarvi quello che è arrivato ieri, il diktat che è arrivato all'Italia. Italia approva il MES 2.0 perché qua c'è una brutta aria, c'è aria di default, e il MES serve soltanto a liquidare e a coprire le perdite che le banche tedesche e francesi potranno avere in un eventuale collasso economico. E siccome questa qua è un'ipotesi che purtroppo è sempre attuale, galleggia sempre questa ipotesi di esplosione, vedendo anche l'incapacità della leadership europea. Vediamo che questi qua è proprio una garanzia. Se la Commissione europea prende una decisione, è sicuro che fallisca. Ditemi una cosa che sono riusciti a fare:
Ditemi una cosa, 0292947222. Ogni cosa che la Commissione europea ha toccato è una specie di remida all'incontrario. Mentre remida toccava le cose diventavano oro, ogni cosa che la Commissione europea tocca diventa merda. Però la cacca è una cosa buona, amici, perché se voi la mettete sui campi, capito, fermenta il terreno, crescono le piante. Ecco, loro nemmeno quello. Fosse cacca, è polistirolo marcio, ecco. Ecco, il polistirolo non lo puoi mangiare, non ci puoi fare niente, nemmeno la raccolta della plastica puoi metterci il polistirolo, non lo vogliono. Ecco, il polistirolo marcio, perché la cacca è una cosa buona. La loro cacca nemmeno quella. Facciamoci una domanda e diamoci le risposte. Ecco, allora, se la regia poi ce l'abbiamo, allora ok, a breve avremo una persona tanto cara che insomma conoscete benissimo. Nell'attesa di Mimmo, allora io ho caricato, insomma, ho selezionato alcuni articoletti come è giusto che sia per parlarne, perché noi abbiamo questo vizio che diamo voce alla nostra gente, ci piace sapere come voi ne pensate. E quindi ho un articoletto molto interessante: deindustrializzazione selvaggia nell'Unione Europea, le aziende chimiche se ne vanno, energia troppa cara e normative soffocanti. Le aziende chimiche europee vendono le loro attività per affrontare gli alti costi energetici e la concorrenza asiatica e medio orientale. Insomma, è una notizia che andrebbe approfondita, ma ora abbiamo una persona carissima, una persona che ci chiama direttamente dall'ospedale, e quindi diamo immediatamente la linea al presidentissimo dei professionisti e imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. Ciao Mimmo. Ciao Federico, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io non sono in un ospedale, sono in una clinica con la C maiuscola. Ecco, cari amici, avete capito che Mimmo è ricco, quindi mentre voi state in quegli ospedali che stanno in cinguane in una stanza, Mimmo sta in clinica. Io non sono ricco, ma vivo in una regione che è la regione Lombardia, che appunto ha una sanità di eccellenza e che riesce appunto a piazzare i propri malati in cliniche che assolvono a quello che sono i compiti e le necessità a cui tante volte la sanità pubblica non arriva a far fronte. In questo momento mi ritrovo nel giardino della clinica Vezza, ho tutto un panorama di vecchi palazzi della vecchia Milano, qua della zona vicino a Porta Genova, Viale Papignano, e sentire tutta sta sequela di notizie che ti ho dato mi avvelena un po' l'anima, perché appunto noi in Italia abbiamo veramente tante eccellenze, no? Al di là di questa eccellenza da cui appunto sto trasmettendo, ma noi a livello imprenditoriale, a livello artigianale, a livello industriale, a livello commerciale abbiamo veramente un mare di cose, e sentire che viviamo appunto in un paese, in una Unione Europea che praticamente ci ha reso poveri, a me fa girare il popò. Oggi mi sento di non fare tanto il volgare, no? Fa girare il sedere, insomma, perché noi eravamo maestri in tante cose, siamo diventati gli ultimi scemi. Mimmo, scusami, voglio leggerti una piccola rassegnina stampa che ho fatto anche su questo, no? Parto da qua, allora, dal giornale Dombrovskis Impressing, Dombrovskis che è l'esponente di un paese, la Lettonia, che ha meno abitanti dell'Abruzzo. Ora, cioè, senza offesa, l'Abruzzo vince 15-0 contro la Lettonia. Metteteci 50 abruzzesi, cioè l'Abruzzo della pasta de cecco, come si chiama, della pasta amatriciana che nasce, insomma, in Abruzzo. La matrice era prima Abruzzo, poi va sotto Rieti, nel Lazio, del guanciale, degli arrosticini, e mi sto dimenticando sicuramente qualcosa, perché l'Abruzzo è qualcosa di meraviglioso. Beh, l'Abruzzo è più popoloso, più ricco, più bello, ha tutto, dici, l'Abruzzo di Gabriele D'Annunzio, delle poesie, della transumanza, dei trabucchi, ecco. E c'è questo lettone qua che vede da un paesello che è molto più piccolo dell'Abruzzo e dà gli ordini, avete capito?
E quindi dovete ratificare con urgenza, scusate, ripete l'Europa all'Italia, il MES, perché se c'è, attenzione, Giorgetti ha ricordato che il Parlamento è sovrano e non ci sono i numeri, e c'è un partito che si oppone, quella è la Lega, grazie a Dio, questo vi fa pensare, capire chi fa che cosa, perché chi viene sempre attaccato. Quindi, dice l'Europa, se il MES non viene ratificato significa che i fondi che abbiamo a disposizione per aiutarci a gestire le difficoltà bancarie non possono essere incrementati dal MES, che è in grado di erogare prestiti, e questo significa che il MES non sarebbe in grado di svolgere un ruolo altrettanto attivo come potrebbe essere in caso di difficoltà finanziarie causate da un problema bancario, dalle solite banche, dalle loro banche. E scusami, voglio leggerti quello anche che dice Salvini, MES, Salvini, per l'Italia nessun vantaggio, meglio riprenderci 15 miliardi e investirli altrove. Il vice premier e il leader della Lega, la Lega non ratificherà mai il MES. Speriamo che lo facciano, perché appunto ti ricordi qualche anno fa noi eravamo entrambi giù a Roma impegnati nella battaglia contro la direttiva europea Bolkestein, sempre un'altra fregatura impostaci, regalataci dalla Unione Europea. Noi ci troviamo a discutere, mi pare, col senatore Gasparri, sì. Se non del MES, del TTIP, che sì, TTIP e del CETA, che era il TTIP travestito da accordo con il Canada, che è entrato parzialmente in vigore pur senza l'approvazione di buona parte dei paesi europei. Ecco, queste sono le porcate che combinano su a Bruxelles. Nella tua spiegazione ometti però appunto di spiegare che quello che non potremo usare noi invece verrà tranquillamente usato per le banche tedesche e francesi. E a me questo fa girare il culo, ma questa terminologia ora la uso, perché quello che non è possibile per noi perché non ce lo consente l'Unione Europea, poi invece diventa possibilissimo appunto per certe nazioni che fanno parte anche loro dell'Unione Europea, come appunto la Francia o come la Germania, no? E noi siamo sempre stati zitti, perciò io voglio sperare che a questo giro appunto Matteo Salvini proprio mantenga la posizione. Qua non si tratta, qua tocca mantenere la posizione ferma e rigida, perché andando avanti in questa maniera noi moriremo. Già siamo a un bel passo, già siamo sull'orlo del baratro, non possiamo appunto noi risanare sempre i guai combinati dagli altri. Voglio ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che l'Italia ha già pagato quella che è stata la riunificazione della Germania dell'Est con l'Ovest, ha pagato quelli che sono stati i danni prodotti dai crediti inesigibili che erano comprati sia i francesi che i tedeschi. Cioè, io penso che noi italiani dobbiamo dire basta a questa cosa. Noi da anni lo ripetiamo attraverso le frequenze della nostra radio, che appunto ora è Radio Libertà, ma per tanti anni l'abbiamo ripetuto anche la Radio Padania Libera, da RPL. E però si vede che evidentemente ripeterlo solamente da un canale radio e televisivo come noi ormai siamo diventati, che noi ormai siamo ascoltati un po' dappertutto, no? Una volta ci ascoltavano solo in Lombardia e Veneto, ma ci ascoltano, come tante volte tu ricordi, anche dalle Alpi all'Oceano Indiano. Ecco. Allora, forse sarebbe il caso di dover prendere e tornare a strillare questa nostra contrarietà, o comunque il rispetto della nostra esistenza, dei nostri diritti anche nelle piazze. Anche perché se si continua così, ogni volta ci pigliamo queste mazzolate, queste mazzate da certa politica, da certi poteri, poi è normale che la gente non va a votare, è normale. Ma se poi la gente va a votare e accade come in Francia, dove la magistratura, cioè a livello giudiziario, oppure magari a breve dovrebbe arrivare a fine anno l'euro digitale. Oh, che figata, l'euro digitale. Beh, pensate che l'euro digitale è la brutta copia del progetto della Banca della Repubblica Popolare Cinese, cioè di un paese che ha un regime comunista, per carità, avanzatissimo, è la prima nazione, la prima potenza economica al mondo. In Cina, sapete, è la fabbrica del mondo, le innovazioni avvengono là. Ormai sapete benissimo che il potere mondiale si sta spostando tutto a est, soprattutto tutto nelle mani cinesi. Eppure loro stessi hanno detto no, è una cosa troppo mostruosa, lasciamo stare. Anche loro avete fermato, avete detto sì, porca troia, troppo no, va bene, troppo controllo no, perché economia no, quelli soldini contanti deve girare. Ecco, indovinate invece chi sta per far debuttare unica area al mondo la valuta digitale che obbligheranno tutti ad usare? È l'Europa. E perché ve lo spiego io?
perché così tu potrai bloccare chi non la pensa come te, chi mette i granellini di sabbia negli ingranaggi della macchina da guerra, della macchina delle vaccinazioni, della macchina del Covid. Federico, scusa l'interruzione. Stanno dando a un altro potere questo che è la possibilità appunto degli interventi a orologeria. Noi in Italia abbiamo avuto sempre una magistratura che si muove ad orologeria, e tu prima ce ne accennavi a quello che è successo in Romania, a quello che è successo in Francia, con l'incandidabilità appunto della Le Pen, quello che abbiamo subito anche noi in Italia, perché noi non ci scordiamo, è di poco tempo fa la soluzione appunto di Matteo Salvini al processo appunto Open Arms. all'Open Arms, appunto. Cioè, questi mica sono coglioni, non sono mica coglioni come noi, capito? Questi il potere sanno come si amministra, come si gestisce e lo sanno anche costruire. Noi abbiamo un sacco di giovani che preferiscono andare a fare i lavapiatti da McDonald's fino a poco tempo fa in Inghilterra, manco lì ci potranno andare così tanto facilmente. Ma tu quando un giovane che fa giurisprudenza gli dici fai il concorso, diventa magistrato, diventa sostituto procuratore della Repubblica, che è quello che decide. In Italia i reati penali dovrebbero essere poi perseguiti di legge, invece noi abbiamo una procura della Repubblica che sceglie e decide lei chi imputare, chi perseguire, cosa fare. Ecco, tanti giovani appunto che scelgono giurisprudenza, se gli dici diventa magistrato, ma no, ne sto di un sacco di tempo, poi capace che io che sono di Milano, di Bolzano, mi mandano a Palermo e io non c'ho voglia, e scelgono di fare altre cose. Oppure come l'istruzione, noi abbiamo un sacco di professori di laureati appunto che vengono meridionali che vengono ad insegnare in Italia e che poi chiaramente al nord, Mimmo, no? In Italia. Sì, all'Italia del Nord volevo dire. Sono malato, perdonatemi se ogni tanto sfaso. Sì, Mimmo, però poi tu sei di Foggia, quindi non potresti nemmeno dire queste cose. Cioè, io sono di San Severo, ecco. Cerchiamo di non confondere la crema con la cioccolata. Che io seguo il quotidiano di San Severo News e ogni giorno, soprattutto dal mio letto di questa clinica, rimango aggiornato su tutto quello che succede a San Severo, addirittura dalla piazza dell'Incoronazione e di quello che sarà tutta la festa per la Madonna dell'Incoronata del Soccorso. Perciò non confondiamo la crema con la cioccolata, non confondiamo le Madonne, insomma, anche perché a Foggia che Madonna ci sta? Incoronata. È quella della Ripalta di dove? È Cerignola. E quella della Sterpeto sta a Barletta. Devo continuare? No, basta, insomma. Cioè, però noi abbiamo un sacco di tradizioni, una di quelle più importanti appunto è anche quella religiosa. Cioè, mi ha colpito una trasmissione, non mi ricordo su che canale, in cui appunto c'era un'impresa che vendeva prodotti sacri cosiddetti urtisti, quelli erano gli unici autorizzati nei primi dell'Ottocento a vendere prodotti sacri, che erano tutti di origine israelita, no? E appunto mi dicevano no, noi stiamo ancora aspettando l'autorizzazione del Vaticano per poter mettere in esposizione bene queste cose, perciò diffidate delle imitazioni. Ecco, il popolo italiano, l'Italia, è un popolo che appunto ha creato cose eccezionali, cose proprio originali. Se poi noi appunto ci andiamo a far stringere i cosiddetti da un'Unione Europea che non capisce una mazza, perché quello che appunto l'Unione Europea impone può essere valida in Svezia, in Finlandia, in Danimarca, ma non è valida in Italia. Allora prima noi mandiamo a fanculo questa Unione Europea, non ho capito perché l'ha fatta la Gran Bretagna, sono usciti fuori dall'Europa e noi invece non lo facciamo. Forse noi dovremmo appunto, la Lega, Matteo Salvini dovrebbe proporre proprio con impegno questo, perché se no, ripeto, una volta la magistratura, quella nazionale, una volta quella europea, perché per esempio non ci troviamo nella trasmissione del venerdì a parlare di problemi che riguardano gli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, che sono praticamente stati castrati da quella che è una sentenza che praticamente trasforma in reato di tortura qualsiasi loro comportamento per ridurre
all'impotenza chi è violento e che sta nelle nostre prigioni. Ecco, allora noi viviamo in un momento, in un sistema in cui appunto se uno dice una cosa che non piace, il sistema per prenderlo e metterlo a tacere, per farlo morire, lo trovano in un attimo. Ecco, allora noi ci dobbiamo dotare di persone che possano andare a sostituire questi, che invece che fare l'interesse del popolo italiano, della nazione italiana o comunque sia dell'Europa, facciano appunto l'interesse degli europei. Cioè l'Europa deve essere agli europei, deve tornare agli europei e non a quei soliti 7 mangia pane a tradimento. Dico 7 perché tempo fa, quando io cominciai a fare politica, si parlava delle 7 sorelle, o comunque erano sempre 7 quelli che erano i fetenti. O dico male, Federico, tu che sei più... È una numerologia sconveniente il 7, non vorrei ricordarla, insomma, che poi potrebbe essere pericoloso parlare del numero 7. Vabbè, visto che ci siamo, andiamo in pubblicità perché è orario. Mimmo, tu stai altri 5 minuti con noi? Ancora qualche minuto, poi quando mi arrivo a prendere la mia fisioterapista vi devo lasciare. Va bene, pubblicità e torniamo con Mimmo Magnetta allo Spazio Più. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci qua, ora mi sento forte e chiaro. Rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti. Federico Lo Sparacazzate, soprattutto in diretta dalla clinica psichiatrica Mimmo Magnetta. 0292947222 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta. 340 670 9659. Mimmo, tieni un posto per me alla clinica psichiatrica perché io da anni che cerco di farmi ricoverare, non mi vuole nessuno. Preciso che qua la clinica psichiatrica non c'è, però in compenso c'è un intero piano in cui fanno riabilitazione neurologica, che è una cosa appunto in cui oggi, appunto, essendo sceso in palestra, è una problematica che colpisce veramente tante persone. Beh, qua sono perfettamente, egregiamente attrezzati. Io ci sono rimasto ben colpito. Io avevo avuto 15 anni fa l'esperienza al DIMER, alla riabilitazione del San Raffaele, ma qua è una cosa multigalattica, che sono molto bravi. Sveva pure, dice, appunto, se c'è un posto alla clinica psichiatrica, e poi se c'è ancora il letto quel che si legano le persone,
io ci vorrei mettere mia moglie, se c'è un buon No, però a parte, ecco, parlando di questo, ieri mi è venuta una dottoressa, mi ha proposto, me lo doveva proporre per legge, l'autorizzazione a farmi legare a letto se in pratica mi fossi impazzito, no? È un letto E sadomaso, Mimmo? È una cosa sadomaso? no, era una cosa a livello sanitario. Ok. Ho detto, guardi, cioè noi lo dobbiamo fare appunto perché se a lei tante volte gli partisse la ciabatta, se si volesse fare del male la dovremmo, però abbiamo bisogno della sua autorizzazione a legarla con delle fasce apposite al letto. Perché io ho detto, scusi, ma come in galera? Se uno dà di matto lo legano, denuncia chi lo fa per tortura, e com'è sta storia? Ecco, a livello sanitario esiste questa cosa, non mi ricordo su quale giornale, in quale televisione ho sentito qualcuno, non so, o forse non so Mario Capello, no, forse sto dicendo che sì, insomma qualcuno che appunto ha vantato di quello che la sinistra, che l'estrema sinistra assieme ai radicali negli anni 75 è riuscita a fare, quello di far chiudere i manicomi, no? Come se fosse stato un successo. Il problema è questo, che uno non può raggiungere certi livelli, e ci siamo, insomma tanti furono buttati nei manicomi per questioni familiari, però il problema è questo, che si sono finite tante persone per sbaglio, alcune persone per sbaglio, tanti invece c'erano finiti proprio per disgrazia, dato che comunque la problematica psichiatrica oggi è più presente che mai. Tu Stato non puoi lasciare alle famiglie il compito di gestire queste persone che non sono gestibili, ed è la cosa vergognosa appunto che questo tizio, un ex di estrema sinistra, dice l'Italia è l'unico paese che riuscì a fare questa cosa, perché invece nel resto dell'Europa no, noi siamo i soliti bei coglioni, perché come parlavamo prima a livello di imprenditoria, di industria e cose varie, cioè noi prendiamo per dare ascolto a qualche mortadella del momento, o qualcuno che si mangiava panina e mortadella a tradimento, ci siamo tolti quelli che erano veramente le nostre eccellenze. Ecco, finiamola, perché oltre a questo c'è veramente solamente la disperazione. Io ripeto, in questi giorni sto vedendo la disperazione di gente malata che viene qua, passa lunghi periodi ed è proprio veramente ben assistita qui alla clinica destra di Milano. Però appunto vedo la sofferenza e noi dobbiamo smetterla, non abbiamo bisogno di aggiungere sofferenza a quella che già c'è. Noi dobbiamo comportarci di conseguenza. Io prima dicevo che dovremmo riscendere in piazza, la Lega dovrebbe riportare in piazza la gente a urlare per i propri diritti, ma io lancerei anche delle campagne, altro che il referendum che devono fare adesso, ma io rilancerei un referendum per la riapertura delle strutture psichiatriche, perché appunto non si può lasciare alle famiglie, che tante volte non sono nemmeno più le famiglie di una volta, che avevano una consistenza, una forza morale, etica, una coesione, non si può lasciare appunto certi problemi alla gente. È veramente una cattiveria, è una bestialità, che grida contro veramente quello che è la dignità umana. Io non so come la pensi tu, ripeto, ma io non è che sia a favore. Io ti ho spiegato tempo fa che nel mio mondo ideale non ci sarebbe stato bisogno né di galere e né di guardie carcerate. Il problema è che appunto noi non viviamo in paradiso per colpa di quella donna che si mangiò la mela, e noi viviamo in una terra che è fatta appunto di piccati e tante altre cose. Non viviamo in paradiso, perciò appunto noi però dobbiamo appunto affrontare almeno lo Stato per quella che è la mia, per come io intendo lo Stato, è lo Stato che si deve far carico di quelli che sono i problemi che affliggono l'umanità e soprattutto i propri cittadini. Sì, in effetti poi la chiusura dei manicomi ha significato disinvestire nella psichiatria, perché dovete sapere che in questi anni di tagli al fondo sanitario fatti dallo splendido fiorentino Sciocca, lui da Renzi, perché diciamo un nome con Monti, Renzi, Letta, sono questi gli artefici del taglio del fondo sanitario più grande che un paese europeo abbia mai visto dopo la Grecia, e abbiamo visto i risultati. Chi ha sofferto di più è stata proprio la psichiatria,
i reparti di psichiatria ovunque sono sottofinanziati. Ho modo di frequentare i reparti di psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza, voglio salutare tutti gli operatori e le operatrici perché sono davvero fenomenali, fanno un lavoro duro, però lo fanno in maniera super, davvero, e aiutano tantissima gente che ha bisogno, perché ha in quel momento un picco, insomma, psichiatrico, a riprendersi, a rimettersi in gioco nella società, insomma, fanno un lavoro difficilissimo. Ecco, e sapere che come quei reparti ce ne sono a centinaia in tutti gli ospedali d'Italia e ogni anno subiscono sempre più tagli, sempre meno finanziati. La rete territoriale di supporto della sanità mentale è stata completamente falcidiata, quindi alla fine è stata una riforma idiota. Negli altri paesi un minimo di livello di investimento sulla sanità mentale si fa sempre, e in questi tempi in cui la droga, gli shock, la situazione internazionale, le guerre vanno a minare ancora di più la salute mentale di tutti, ne sarebbe insomma ancora più necessario l'investimento sulla salute mentale. Facciamoci. Certo, anche perché a seguito di tutti quei disastri che stanno in giro per il mondo adesso, di tutte le varie guerre, troppi ce ne arriveranno di questi casi, insomma. Voi pensate solamente a Gaza, che è stata quasi data al suolo, pensate appunto anche in Ucraina, anche le vittime appunto in Russia, perché ce ne sono state anche in Russia a causa di questa guerra. Noi avremo sicuramente tanta gente da curare. C'è chi appunto ha la fortuna di avere strutture che si possono occupare dei loro malati e chi no ci arrivano a noi, insomma. Infatti Mariano ci scrive anche al 340-670-9659: se non è un malato di mente e sono malattie in famiglia non puoi avere idea di cosa voglia dire, ecco. Oppure se non vivi insomma nelle situazioni in cui c'è un vicino di casa o in una comunità dove si vedono, e vi assicuro che è una bella croce, insomma, e non è giusto che sia. Io e te, Federico, queste cose di cui parliamo le abbiamo vissute, le viviamo ogni giorno, tu per il tuo lavoro, io per le varie esperienze che ho avuto, anche l'impegno a livello sociale in varie associazioni, insomma, con gente più o meno con problemi di disagio, insomma, noi li conosciamo. Come quando io dico appunto fate attenzione a parlare, a dire se quello ha fatto una cosa, pigliamo la chiave di cioccolata, la blocchiamo in una cella e buttiamo la chiave. Se uno è in tossico, evidentemente se lo merita perché appunto se l'è scelto lui. No, tante cose ti capitano da sé, nessuno di noi è esente, nessuno di noi è immune. La sofferenza bisogna conoscerla. Ecco, la cosa che io spero che non ci debba far riconoscere questa Unione Europea del cazzo, passatemi il francesismo, è la fame. Perché noi la fame l'abbiamo già conosciuta. Io la fame l'ho conosciuta attraverso i racconti che mi faceva mio padre, mia nonna, tu pure, insomma. Io penso, e la stanno conoscendo tanti bambini, tanti uomini, donne, giovani o anziani che stanno subendo queste guerre in giro per il mondo, che poi non c'è mica solo la striscia di Gaza, non c'è mica solo Kiev, o che cazzo ne so, il Donbass, ma ci stanno anche tante altre guerre sparse per il mondo di cui poco se ne parla. Ecco, io ripeto, questa esperienza non la voglio ripetere, perlomeno non voglio che la debbano ripetere i miei figli e i miei nipoti. Cioè io veramente mi avvilisco quando penso che io ho dedicato buona parte della mia vita all'impegno sociale, all'impegno politico, e guarda che cacchio di mondo di merda io devo andare a lasciare ai miei figli e ai miei nipoti. È una cosa che mi fa uscire pazzo. In questo senso mi sa che chiedo qua alla clinica destra di Milano se mi fanno partecipare al corso di fisiopsichiatria, perché è una cosa che mi fa uscire di senno. C'è anche questa specializzazione qua, sai? Immagino, ed è giusto che ci sia. Mimmo, allora riprendiamo la notizia del MES. L'Europa ordina all'Italia, un Parlamento di uno Stato sovrano, di ratificare quanto prima la riforma del MES, del meccanismo europeo di stabilità, che in verità è tutto tranne che un meccanismo di stabilità europeo di sicuro. E dovete sapere che il pericolo è quello soprattutto che l'Italia detiene il 20% delle quote di questo fondo versate dai cittadini italiani, e questo fondo, che ora serve insomma
maggioranza assoluta totale dei soci per approvare un'operazione di questo fondo, che può decidere se uno Stato salta, se fa default nel vero senso della parola. Con la riforma invece potranno gli Stati decidere con una maggioranza dell'80%. E indovinate a cosa serve questa maggioranza dell'80%? A far saltare un paese che è l'Italia, che col suo 20% si troverebbe a subire le decisioni degli altri, quindi a saltare, a diventare l'Argentina d'Europa per salvare gli altri paesi. E questo vuol dire, attenzione, che lassù sentono l'odore di bruciata, vogliono che qualcuno paghi. Il paese seduto sul water nei consessi, che è l'Italia, mentre tutti gli altri paesi sedono sulla poltrona, da una famosa vignetta. E voglio leggere quello che dice un'agenzia europeista, si chiama U-News, powered by WITHub, e dice: l'Europa all'Italia, senza un MES pienamente funzionante non si può finanziare la difesa. L'Unione dei risparmi richiede tempo, nell'attesa spetta alle banche sostenere gli investimenti prioritari, tutti dovrebbero ratificare il trattato di riforma del MES. E quindi cosa ci dice l'Europa? Che se l'Italia non ratifica la riforma del MES, quindi non accetta il fallimento programmato, l'Europa non può fare guerra alla Russia. Quindi questi soldini, questi 500 miliardi di euro che sono la capacità del MES, servono per finanziare le armi dei soliti noti di Francia, Germania e Polonia. Anche là in Polonia è un problema. Nella nostra Costituzione ci sia il divieto di partecipare a guerre, giusto? Sì, assolutamente. E ricordiamo insomma che in Polonia c'è un candidato alla presidenza che è totalmente contrario alla fornitura di armi e a continuare la guerra col vicino russo, e l'Unione Europea lo vuole fare saltare. Come diceva l'ex commissario Oettinger, i mercati devono insegnare ai popoli come si vota. Ecco quello che c'è in serbo, che l'Europa prepara per noi. Mimmo, lascio a te il commento. No, guarda, perché sarei oltremodo volgare. Penso che sono stato già abbastanza schietto, diciamo, nei miei interventi precedenti. Ora devi andare, mi sa. Sì, vi voglio salutare con l'invito a ritornare padroni dei nostri destini e basta farci prendere per il culo. Ecco, magari tornare padroni dei nostri destini senza che ci sia un tribunale o qualche ente che ci blocchi il conto corrente, oppure ci faccia ritrovare davanti a un tribunale per le idee che abbiamo e che vorremmo si realizzassero. Grazie Mimmo. Grazie a voi, grazie a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, e restate con noi. Ciao. Grazie ancora. Allora, io ho l'articolo che volevo leggervi, che parla proprio dell'introduzione di questo meraviglioso euro digitale che sta arrivando, almeno così è pronto. E eccolo qua, euro digitale pronto, governi nell'angolo. È l'esproprio finale della ricchezza privata e dei risparmi, come spiega Gianluca Grossi. A ottobre sarà pronto l'euro digitale. Sarà un euro tokenizzato che girerà sui canali della Banca Centrale Europea e che potrà avere delle funzionalità pratiche e spaventose per i cittadini. Un trade per capire perché non è come avere i soldi in banca. Una piccola nota di colore. È una roba tutta italiana, e te pareva, nota di redazione, la metto io, e te pareva, c'è sempre qualche fenomeno dello stivale dietro alle peggio cose, nel senso che i maggiori sponsor sono stati Fabio Panetta, ex Banca Centrale Europea, ora a capo della Banca d'Italia, e Pietro Cipollone, ora in Banca Centrale Europea. Cipollone in queste settimane sta facendo il giro delle 7 chiese per avere dalla sua parte banche e anche governi. Altra nota sull'Italia: il governo non sembrava molto propenso, perché il contante piace a destra e perché gli elettori sentono il problema. Non siamo contrari all'euro digitale, purché non sia sostitutivo del contante. Nel tempo degli attacchi hacker dobbiamo sapere quali sono i rischi del sostituire completamente il denaro contante. Questa è la posizione espressa dalla Premier Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. Obietta qualcuno: ok, ma cosa dovrebbe fregare? Appunto, a noi che facciamo la mano a carciofo, ma a noi che cavolo ce ne frega di sto euro digitale? Tanto andiamo al mare, facciamo una bella vita. Quando voglio portarmi l'amante in albergo lo faccio lo stesso. I soldi per la benzina, per fare il come si chiama? Il pezzotto per guardare il Milan o il Napoli ce lo stesso, ma a me che me ne fotte?
Perché questo pensa l'italiano medio, no? E invece no. Non sostituirà il contante, i pagamenti digitali sono già comuni, ben venga se limiterà criminali ed evasori. Ecco la solita il solito giustizialismo, perché qua tengono tutti famiglia finché sono gli altri, poi quando vengono da te a casa tu, ma io tengo famiglia, io ho il gabbiotto abusivo sull'orto perché mi serve per metterci gli attrezzi, ma alla fine un gabbiottino, che facciamo? Io ho costruito la casa sul mare, che dobbiamo fare? Tengo famiglia. Mi sembra Pippo Franco che fece quel meraviglioso film, tutti al mare, a mostrare chiappe chiare, che viveva in una casupola di Roma, insomma, con il nonno che con la pensione pagava la pigione per tutta la famiglia, perché lui, il povero Pippo Franco non trovava manco lavoro, e si costruisce questo piccolo capanno abusivo in spiaggia. Alla fine arrivano dei nudisti che gli si installano dentro mentre lui sta al mare, viene pure condannato per costruzione abusiva mentre i nudisti gli occupano il capanno, e lui si trova insomma in mezzo alla strada cornuto e mazziato, e i nudisti gli portano pure via la moglie. Ecco, caro amico, cosa significa. Guardate Pippo Franco, andate a vedere i vecchi, faccio un marchettone sul canale 34. Andate sul 34, li trovate tutti sti film. Chissà perché all'epoca, negli anni 70-80, c'era il coraggio di immaginare queste cose e si rideva su e si facevano i film che facevano pensare sulla realtà, pur facendo ridere, insomma, pur essendo film di serie B, facevano pensare. Ma non è che qua mi stanno fregando. Sì, ci stanno fregando tutti. Come umano lei. Anche Ragionier Fantozzi faceva ridere, ma faceva anche pensare. Ora l'autocritica non esiste più, è tutto meraviglioso, c'è una sola verità, ed è quella dei paraocchi, cari amici a casa. Ma andiamo avanti con l'articolo. Obietta qualcuno, ok, ma a noi che ce ne frega? Non sostituirà il contante, i pagamenti digitali sono già comuni, ben venga se limiterà criminali ed evasori. Sul punto 1, Pietro Cipollone sembra però avere opinioni diverse. Primo problema, le banche. Le banche non erano molto d'accordo con l'euro digitale. In un circuito del genere sarebbero tagliate fuori dal mondo dei depositi. Cipollone le ha già rassicurate. Avranno comunque il monopolio dei depositi, anche se sono intermediari tecnicamente inutili. Cipollone. Contanti addio, il futuro digitale, dico io digitale, dei pagamenti. Piero Cipollone, vice direttore generale della Banca d'Italia, è intervenuto alla tavola rotonda online Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti, organizzata dall'ANSA. Secondo problema, potenzialmente programmabile. La Banca Centrale Europea ha promesso che non sarà programmabile. Il punto è che può essere reso programmabile anche più avanti, se la politica dovesse acconsentire. Perché dovrebbe preoccupare un denaro programmabile? Perché può essere un terzo problema, la privacy. C'è il problema della privacy, la BCE dirà che sarà garantita, il problema è che la privacy è in conflitto con l'antiriciclaggio. Per tutti i trasferimenti superiori ai 1.000 euro, la Banca Centrale Europea, e non un privato, avrà a disposizione tutti i dati. Quindi tutto quello che spendi, sapranno tutto quello che farai, come spendi, dove vai. Tu che ti compri il pezzotto da DAZN, ti vai a comprare il fumo per il fine settimana, che ti fa le cannette, il pippotto, perché qua ridiamo e scherziamo, ma se tutta sta gente spaccia, qualcuno che se le compra quelle cose ci saranno. Tu che vai a trans il sabato sera, perché ci sono tutti questi tramvioni in mezzo alla strada, o se esiste un sito molto simpatico che si chiama OnlyFans perché qualcuno lo guarderà, beh, lo sapranno tutti, lo sapranno anche a Bruxelles, anzi a Francoforte, dove c'è la sede della Banca Centrale Europea. Magari se dai fastidio, come pensi, vedrai tutto sputtanato sui media o su internet o su chi di dovere. Sappilo, caro amico, pensaci a te che te ne fotti, il pezzotto, la cannetta, il tramvione e l'abbonamento OnlyFans un giorno potrebbero essere a rischio, che me ne fotte. Ecco. Il quarto problema, la sequestrabilità. Mi direte, anche il mio conto in banca è sequestrabile, vero? Il contante però è molto più difficile da sequestrare. In Europa non può accadere nulla di quanto successo ai camionisti canadesi,
vero? Vi ricordate cosa fece Trudeau e Carney, che ora è diventato premier della Canada, il mancato 51esimo stato degli Stati Uniti, dove i comunisti protestavano contro le vaccinazioni del Covid. Beh, i comunisti che protestavano hanno bloccato i conti correnti. Nel giro di 5 giorni la protesta dei comunisti è finita perché non c'erano più soldi nemmeno per mangiare. E quindi guardiamo quello che accade oltre Atlantico, perché a quanto pare il modello è quello. Quinto problema, le bugie. Si parla di euro digitale dal 2020. Prima serviva per arginare lo yuan digitale, che non usa nessuno neanche in Cina. Abbiamo detto che la Cina ha fatto retromarcia. No, non va bene questo per l'economia. Perché poi là hanno il problema delle messaggiatrici. Figuratevi se tutte le mogli cinesi sanno che tutti i cinesi vanno a farsi i massaggi romantici, perché anche là, se ci sono così tante in Italia, figuriamoci in Cina quanti massaggi fanno. Magari pure Xi Jinping va a farsi il massaggio, poi la signora Ping gliel'ha spiegato quello che va a combinare Xi. Ogni mondo è paese, ragazzi, non scherziamo. Poi serviva per fronteggiare Libra, la criptovaluta mai nata di Facebook. Ora servirebbe, udite udite, per arginare le criptovalute. Quali criptovalute? Principalmente Tether USDT, una criptovaluta molto popolare perché è ancorata al dollaro, che macina utili ed è molto apprezzata. Sì, quella che ha comprato la Juve. Non sono fantasie mie, lo ha detto Cipollone. Stabilità finanziaria? Non è chiaro come Tether USDT o USDC di Circle possano minare la stabilità finanziaria europea. Sono letteralmente dei gettoni che rappresentano un dollaro. E quindi esposizione delle banche europee? Zero. La questione filosofico-politica negli Stati Uniti, dove ha rispetto delle attribuzioni del Congresso, Jerome Powell, che è a capo della Federal Reserve, che ha negato la possibilità di crearne uno, a meno che non ci sia un chiaro mandato del Congresso, cioè del Parlamento degli Stati Uniti. In Europa la Banca Centrale Europea fa e disfa, fa quello che vuole e nessuno ci dice niente. Bello. Questa è la democrazia, che bello. Sapere che in Ucraina c'è gente che muore per questo mi riempie, no, mi fa orrore. Ecco, mi fa davvero orrore, ragazzi. Mi fate poveri figli, scappate via, chiunque siete, non imbracciate le armi, scappate via. Morire per questo non ne vale la pena, ve lo dico io, ve lo dice il vostro sparacazzate. Mai sia, ecco, è un abominio questo. Salute. Ok, ma allora perché tutte queste insistenze? Perché l'euro digitale è il sogno bagnato delle banche centrali con velleità di controllo. Zero privacy, massima centralizzazione, zero possibilità di un'opposizione da parte dei privati. Chi sogna un'Europa libera, indipendente e fatta di cittadini e non sudditi dovrà opporvisi con tutte le proprie forze. È di gran lunga la questione più importante e potenzialmente grave, da quando l'Unione Europea esiste. Euro digitale, sperpero miliardario per una tecnologia che non piace a nessuno. A ottobre sarà pronto l'euro digitale. Le caratteristiche pericolose, le abbiamo elencate. Tutto bello e futuristico, ma chi paga? Cipollone, sempre questo genio. Chissà perché noi in Italia abbiamo Mario Draghi, Romano Prodi, tutta questa gente geniale, Carlo Azeglio Ciampi, tutti questi qua che hanno contribuito a fare l'euro, a inventarsi tutti qua nascono. Benigni ha dimenticato di citarli nel suo comizio che ha fatto sulla Rai su Quanto è bella l'Europa. Dovremmo metterci questi carichi da 90. Tutto molto bello e futuristico, ma chi paga? Insomma, la BCE ha quantificato la spesa per il lancio in 432 milioni di euro per i primi 10-15 anni. Tale costo sarebbe coperto dal signoraggio minimo che applica la Banca Centrale Europea come sulle banconote. Tutto qua? Allora è un grande affare. Un attimo. Perché in realtà la Banca Centrale Europea ha già firmato contratti per 1 miliardo e 100 milioni di euro per lo sviluppo di questa tecnologia. Anche in questo caso però non si tratta di costi finali definitivi, i contratti coprono solo i costi di sviluppo, manutenzione e consulenza per il periodo 2025-2029. Non è detto che non ne vengano attivati altri. Ehm, ehm, che cosa ehm, cosa è in serbo dell'Europa è perché hanno fretta che ci sia uno Stato che paghi per tutti. Questi l'ennesima frittata e che ci piaccia o no, sono pronti ad arrestare e a schiacciare chiunque si opponga.
Quindi ragazzi, io vi lascio a chi viene dopo di noi, vi invito a restare sempre connessi sull'etere di Radio Libertà, seguire il palinsesto e soprattutto una mano al cuore e l'altra portafoglio. Aiutateci ad esistere, ad andare avanti, potete fare una cosa gratuita e assolutamente anonima, che ne dica la BCE per ora, scrivere sulla vostra dichiarazione dei redditi di come donare dromedario Dakar, Dhaka, Dushanbe 43, di come donare 43 è il 2 per 1000 partiti politici che va alla Lega per Salvini Premier e in gran parte vengono rigirati per l'esistenza e la sopravvivenza di questa piccola grande radio. Do la linea a chi viene dopo di me. Buona serata e buon ascolto a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.